Fa caldo, anzi caldissimo, con picchi di 38 gradi come oggi pomeriggio tra Padova, Vicenza e Verona. Sono queste le previsioni delle temperature record e le foglie cadono dagli alberi come in autunno. Si chiama foliage ed è l'effetto della siccità. Le foglie si staccano e cadono a terra per proteggere il tronco che ha più bisogno d'acqua. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è venerdì 5 agosto 2022, io sono Jack Calcetto. La prima notizia del giorno riguarda il caldo straordinario, le temperature record e la siccità. A luglio si sono registrate temperature più alte che nel 2003, un'estate caldissima che alcuni di noi sicuramente ricordano, ma prima di proseguire con la rassegna stampa di oggi, una comunicazione di servizio importante. Nelle prossime 2 settimane Sveglia Veneto va in vacanza e noi torneremo a sentirci da lunedì 22 agosto, quindi nessuna puntata invece tra l'8 agosto e il 21. Proseguiamo allora con la prima notizia, la leggiamo sul Corriere del Veneto di oggi, un articolo di Gloria Bertasi, meteo e clima, esodo, weekend di fuoco, oggi temperature record e nei viali delle città alberi come in autunno. Questa è una notizia che mescola assieme appunto gli effetti del cambiamento climatico, la crisi climatica, le temperature elevatissime, con il bollino rosso invece legato al traffico per il fine settimana che inizierà domani e che vedrà l'esodo per le vacanze agostane. Bollino rosso per il traffico in A4 da Padova verso Trieste, con possibili code e stop ai tir. Meno treni da Milano e Venezia dalle 18:30 di oggi a domenica alle 9 per lavori della rete ferroviaria, quindi anche questa è un'incognita che potrebbe generare dei disagi, ma torniamo appunto a parlare del caldo. Picchi di 38 gradi, afa anche di notte. Oggi pomeriggio il picco di 38 gradi tra Treviso, Padova, Vicenza e Verona. Verona si conferma la città più calda del Veneto. Nel Bellunese si arriverà a 34 gradi, temperatura sopra i 30 gradi anche di notte. Sorvegliati speciali naturalmente gli anziani e fragili dalle ULSS e dai comuni, i più a rischio con il caldo sono loro. Il SUEM non ha registrato più richieste d'aiuto, però va detto, e nelle RSA il tasso di mortalità rispetto agli anni scorsi è diminuito. Naturalmente questa dinamica potrebbe essere molto legata all'evoluzione della pandemia da coronavirus. Leggiamo però il parere dell'esperto sulla questione delle piante e delle foglie che cadono a terra come fosse autunno. Le strade sono piene di foglie secche. Allora le piante rischiano di non fiorire più, dice questo esperto. Raffaele Cavalli, docente del Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali a Padova. Caldo e siccità, le piante perdono le foglie, è un segnale di grande sofferenza della natura che evidenzia il disagio degli alberi a fronte di eventi meteorologici estremi. È un fenomeno naturale di difesa che le piante mettono in atto a fronte di periodi prolungati di alte temperature e carenza d'acqua. Per non disidratarsi l'albero deve ridurre la traspirazione, spiega l'esperto, e si attiva così lo stesso meccanismo che entra in atto in autunno e in inverno. Le foglie ingialliscono, cessano di svolgere la loro funzione e cadono. Tuttavia, non avendo accumulato zuccheri e sostanze nutritive per un lungo periodo, l'albero rischia di non riuscire a germogliare in primavera o di indebolirsi ed essere più predisposto a sviluppare malattie. Insomma, le piante rischiano di non fiorire più. Sui quotidiani del gruppo Gedi un articolo di Riccardo Sandre, sempre relativo all'allarme climatico. Senza pioggia e con i serbatoi ridotti, questo è il titolo, in Veneto è l'estate della grande sete. I dati ARPAV di luglio, solo 2 precedenti negli ultimi 28 anni. La situazione più grave è nel Vicentino e nel Padovano. C'è poi una foto con un grafico che mostra l'evoluzione del ghiacciaio della Marmolada ed è visibile a occhio nudo lo scioglimento di questo ghiacciaio dal 2012 al 2022, qualcosa di assolutamente
impressionante. Leggiamo l'attacco dell'articolo di Riccardo Sandri: lo stato delle acque in Veneto va sempre peggio. Secondo i dati del mese di luglio pubblicati da ARPAV, l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, in media in regione sono caduti 54 mm di pioggia, quasi la metà rispetto a una media dal 1994 al 2021 di 90 mm. Nel periodo poi gli apporti legati alle piogge sono inferiori del 41% rispetto alle medie. In pratica si tratta di circa 400 milioni di metri cubi di acqua in meno caduti sul suolo del Veneto in un solo mese, una situazione per nulla confortante che trova paragoni solo in 2 casi negli ultimi 28 anni. Nel 2013, quando gli apporti mensili sono stati di 52 mm, e nel 2015 con 48 mm. Secondo i dati dell'ARPAV, per recuperare il gap con la media del periodo, ad agosto sarebbero necessari circa 477 mm di pioggia, ossia quasi 5 volte la precipitazione media che caratterizza il periodo. Insomma, molto improbabile. Il Veneto quindi colpito dalla siccità, con tutte le conseguenze che abbiamo sentito e continueremo a sentire e a sperimentare direttamente. Voltiamo pagina, parliamo della sanità del Veneto. Ieri la notizia ha ripreso la puntata appunto di Sveglia Veneto dell'accordo tra sindacati e regione sulla retribuzione alzata a 100 euro per i turni aggiuntivi dei medici in pronto soccorso. Ebbene, oggi ci sono i commenti a questa notizia, li troviamo sul Gazzettino. Da una parte la CIMO-FESMED, sindacato dei medici ospedalieri, propone di estendere questo accordo Veneto al resto d'Italia. Dall'altra parte la CGIL chiede di allargare l'accordo anche agli infermieri e agli operatori sociosanitari. Insomma, questo accordo potrebbe aver aperto una breccia nel muro della carenza di personale, e quindi una intesa, quella tra regione e sindacati, sui 100 euro lordi all'ora per i turni aggiuntivi dei medici in pronto soccorso, un'intesa che potrebbe essere utile in tutta Italia e che dovrebbe essere allargata, secondo la CGIL, a tutti i lavoratori dell'ambito sanitario, non soltanto ai medici. Leggiamo la dichiarazione di Guido Quici, leader nazionale dei medici ospedalieri aderenti alla CIMO-FESMED. Questa è l'unica soluzione al momento percorribile per frenare la fuga del personale dai pronto soccorso e l'ingresso del privato nel servizio sanitario nazionale. Solo così si rende svantaggioso economicamente il ricorso alle cooperative e ai medici dipendenti come tappabuchi per garantire i servizi. Solo così si inducono le aziende a bandire concorsi e i giovani medici a parteciparvi. L'organizzazione sindacale cita naturalmente l'utilizzo crescente delle esternalizzazioni che assicurano la copertura dei turni a costi elevatissimi per la collettività, quindi meglio appunto pagare 100 euro l'ora i medici per i turni aggiuntivi. E quindi infatti l'indicazione da parte del sindacato è all'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin di ridurre queste forniture, o quantomeno di non superare i 100 euro orari negli importi a base d'asta, in modo da rendere più conveniente appunto il ricorso a medici interni e non a cooperative o società esterne. Sono diverse in Veneto le gare di questo tipo ancora aperte. Per esempio l'ULSS 8 Berica ha bandito l'affidamento dei servizi nei pronto soccorso di Vicenza e di Noventa Vicentina, 120 turni mensili da 12 ore per 1.209.600 euro all'anno. E lo stesso la ULSS 5 Polesana cerca una ditta che fornisca ai medici per la gestione dei codici bianchi e l'assistenza al trasporto sanitario protetto, 55 turni mensili da 12 ore per un bimestre. Insomma, una situazione appunto ancora traballante, quella del pronto soccorso. La speranza è che questo accordo riesca a rappresentare una soluzione, ma anche le professioni sanitarie, come si diceva, chiedono un aumento delle loro retribuzioni per il lavoro extra da parte dei dipendenti. Lo chiede soprattutto la funzione pubblica CGIL. È urgente, dicono Sonia Todesco e Giovanni Campolietti di FP CGIL, è urgente che la regione convochi immediatamente il tavolo sindacale del comparto per definire la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario che opera a stretto contatto con i medici. È necessario e urgente infatti che il confronto regionale con le organizzazioni sindacali
del comparto definisca al più presto una tariffa unica a livello regionale, uniformando i diversi e disparati comportamenti aziendali. Quindi la proposta della CGIL: alzare la paga anche per operatori sociosanitari e infermieri. Per la sanità è tutto, voltiamo pagina, 2 notizie flash. La prima sui quotidiani del gruppo GEDI: i nodi dello sviluppo, tassa di soggiorno, la ripresa turistica porta 69 milioni ai comuni veneti, quindi il turismo ritorna a crescere e la previsione di incasso del 2022 dell'imposta di soggiorno nei comuni del Veneto è appunto quella di quasi 70 milioni di euro. È la previsione 2022 della fondazione Think Tank Nord-Est che propone di utilizzare i fondi per adeguare sempre di più l'offerta. Il dato è in fortissima crescita naturalmente rispetto all'anno scorso, quando ancora erano in vigore le limitazioni per la pandemia, dato in crescita quindi del 44% sul 2021. Il veneziano naturalmente è al top per gli incassi. C'è sui quotidiani del gruppo GEDI una mappa del Veneto con il gettito dell'imposta di soggiorno comune per comune. Padova, Verona e Venezia vedono una previsione del gettito superiore al 1.000.000 di euro, ma anche altri comuni, ad esempio la zona termale euganea, dei comuni sulla riviera del Garda e anche sul litorale, in particolare del Veneto orientale, oltre al comune di Cortina. E qui il gettito previsto appunto supera il 1.000.000 di euro. Tanti comuni comunque incasseranno dai 10.000 euro in su. Insomma, il turismo riparte, quindi naturalmente anche il gettito della tassa di soggiorno. L'ultima notizia di oggi riguarda la politica ed è una flash. Intervistato da tutti i quotidiani locali di oggi, Calenda annuncia la sua candidatura in Veneto. Il leader di Azione, forte del suo 5% circa a livello nazionale, questa è la stima, gode però di un'esposizione mediatica formidabile. Appunto parla di sé, della sua candidatura: mi candido in Veneto e qui porteremo l'autonomia. Annuncia un tour tra Padova e Asiago: vorrei portare in lista allievi e Baban, dice, esclude l'ipotesi invece di Leopoldo Destro. Insomma, numerose appunto le interviste sul Gazzettino, sul Corriere del Veneto di oggi, che gli dedica anche la prima pagina per chi volesse approfondire. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, noi torniamo a sentirci il giorno 22 di agosto, lunedì. Nel frattempo a tutte e tutti davvero un augurio di buone ferie.